Bene, allora, buonasera. Come sempre, luogo straordinario, con ospiti di altissima levatura e sempre tra intimi. Quindi credo che non riusciremo ad avere la ressa, ma a noi va comunque bene, no Salvatore? Perché l'importante è la qualità. Allora, questa sera parleremo di un argomento effettivamente molto sentito, che è quello delle neoplasie del grosso intestino e del retto. È un argomento molto sentito perché è molto presente anche nel mondo occidentale, evidentemente, e poi sarà il professor Pucciarelli a spiegare meglio questi aspetti anche di epidemiologia. Con questo incontro si conclude per quest'anno il ciclo di colloqui di medicina e chirurgia e io spero che come l'anno scorso anche quest'anno siano piaciuti perché è intervenuto, fermo restando che noi abbiamo sempre questa fortuna, questo privilegio di avere il video completo degli eventi che poi va nel canale YouTube dell'Ateneo Veneto, quindi è qualcosa che rimane anche per coloro che non sono stati presenti fisicamente. Bene, il professor Pucciarelli prima di tutto è un mio carissimo amico e siamo entrambi chirurghi e quindi abbiamo una visione della vita piuttosto vicina. Io lo stimo tantissimo, ma non da oggi e neanche da ieri, lo stimo da sempre e l'ho sempre trovato una persona, oltre che un bravissimo chirurgo e un bravissimo ricercatore clinico, una persona elegante, una persona corretta, una persona assolutamente gradevole e che ha sempre messo al primo posto l'impegno professionale, rispettando gli altri professionisti. Quindi io in questo è uno dei motivi per cui invito questi luminari. Bisogna che siano anche persone, prima di tutto siamo uomini, poi siamo chirurghi. Quindi visto che ho la facoltà di scegliere i nostri invitati, certamente questa è una cosa che è molto importante nella mia scelta. Quindi lui è una persona estremamente elegante e corretta. Adesso gli cedo la parola e sicuramente avrete modo di sentire delle cose importanti sull'argomento. Grazie. Allora, buonasera. Mi autopresento e forse qualcuno di voi conosce un po' la storia padovana delle chirurgie. Io vengo dalla scuola del professor Cevese, che una volta era uno abbastanza famoso qui in Veneto, molto famoso in Veneto, e dopo di lui c'è stato il professor Lise. Io sono quello che continua la mia scuola ancora per qualche mese, poi cederò il testimone ad altri chirurghi più giovani e valenti. È una scuola che si è occupata sempre di chirurgia oncologica e io in particolare fra tutti gli argomenti di chirurgia oncologica ho dedicato più spazio alla chirurgia colorettale. Diciamo che il reparto dove lavoro io sicuramente è il centro più grosso di chirurgia colorettale del Veneto, sicuramente, ma è uno dei primi a livello nazionale. Forse anche per questo credo che mi abbia invitato. E Giorgio, che ringrazio appunto per l'invito. Grazie. Allora, intanto qualche piccola definizione che ci può essere di aiuto. Quando si parla di cancro in genere si intende una neoplasia o un tumore maligno. È un gruppo eterogeneo di malattie che si possono manifestare in qualsiasi organo o tessuto del corpo quando delle cellule
anarchiche, se ne vanno per i fatti loro, si comportano in maniera diversa dalle altre cellule e tendono a deformare l'organo da cui originano oppure a dare delle metastasi. Queste sono le caratteristiche principali di una neoplasia maligna: l'invasività locale, la capacità di metastatizzare a distanza. In particolare, siccome parleremo di tumori colorettali, il colon, giusto per avere due idee, si può chiamare intestino crasso, si può chiamare grosso intestini, gli americani lo chiamano large bowel, intestino largo, per rispetto al piccolo intestino, che è il tenue, questo piccolino, va bene? Ed è formato fondamentalmente da una parte che è il colon vero e proprio e da un'altra parte che è il retto. Perché si chiama retto? È facile capirlo perché è dritto, va bene? Quindi è una definizione facile da capire. E stranamente, benché spesso sia considerato alla stessa stregua del colon, il colon è molto diverso dal retto, non solo dal punto di vista anatomico, ma è proprio il trattamento dei tumori del colon e il trattamento dei tumori del retto varia completamente. Perché? Perché mentre il colon è nella cavità addominale, il retto si trova nel bacino e quindi ha delle caratteristiche di diffusione neoplastica, delle difficoltà di approccio chirurgico. Immaginate un uomo di 1,90 m con un bacino stretto. Gli uomini hanno il bacino stretto, purtroppo non fanno figli, quindi hanno il bacino stretto, e per noi chirurghi è una disgrazia operare un uomo. Molto meglio operare una donna, che hanno dei bacini ovviamente molto più larghi e per noi molto più facilmente aggredibili e accessibili. L'importante per un chirurgo è che veda bene quello che operi. Gli uomini si nascondono perché hanno sto bacino stretto e lungo e ci crea qualche difficoltà. E proprio per questo motivo i trattamenti sono completamente diversi, la difficoltà di operare è completamente diversa nel colon dal retto. Fate conto che attualmente si sta affermando l'idea del rapporto volume-qualità, cioè se ci sono interventi difficili da fare è meglio farli nei centri dove ne fanno di più, perché la numerosità può migliorare, anzi migliore, è dimostrato che migliora anche gli outcome, anche la sopravvivenza, il tasso di recidive, eccetera, tutte gli outcome oncologici che si vogliono ottenere in una neoplasia. Il discorso del rapporto fra volume, il volume si intende il numero di interventi eseguiti in un determinato periodo di tempo, fra volume e bontà degli outcome, è valido per alcuni tumori, molto meno valido per gli altri. Per esempio, i tumori dell'esofago, i tumori del pancreas, i tumori del retto, che presentano una notevole difficoltà tecnica, proprio esecuzione dell'intervento, che spesso necessitano di un approccio multidisciplinare in cui interviene il chirurgo, il radioterapista, l'oncologo, il chirurgo plastico, eccetera. Più è complesso il trattamento di una patologia, più il volume, il rapporto volume-outcome varia a favore dei centri ad alto volume. Mentre per esempio per il colon non è così chiaramente dimostrato che conviene andare a operarsi nei centri ad alto volume, nel retto questo è dimostrato. Cioè attualmente l'idea è quella di mandare i pazienti affetti da cancro del colon in centri super specializzati, così come vale per il pancreas, così come vale per l'esofago, quelle neoplasie che richiedono una bravura tecnica, ma anche una organizzazione, una multidisciplinarietà che a volte in ospedali piccoli non si incontra per motivi facilmente comprensibili, cioè
in un ospedale piccolo probabilmente non ci sono tutte le specialità. Ecco, questo per dire che fondamentalmente il colon e il retto sono due cose abbastanza diverse tra di loro, pur essendo considerati tumori del grosso intestino oppure tumori colorettali. Ecco. Giusto per capire il rapporto che c'è fra numerosità, cioè fra incidenza dei cancri del colon, incidenza dei cancri del colon e cancri del retto, diciamo che i cancri del retto sono circa un quarto dei tumori colorettali. Qui vedete il colore giallo in questa torta, 27% di tutti i tumori colorettali è rappresentato dal retto. Il resto sono o colon sinistro o colon destro. Per fare un esempio, il colon destro è quello che va dal cieco, qui dove c'è l'appendice, colon ascendente, colon trasverso, fin qua, fino alla flessura della splenica. Questo è colon destro. Questo da qui in giù è colon sinistro e da qui in giù è il retto. Queste sono le tre grosse divisioni, però diciamo la vera differenza è fra colon e retto, come vi dicevo prima. Qui vediamo una differenza anche di distribuzione percentuale in rapporto all'età. Mentre le età più avanzate tendono, i tumori che si sviluppano nelle età più avanzate tendono a essere verso il colon di destra, i tumori delle età più giovanili sotto i 50 anni tendono ad essere più a sinistra. Ciò nonostante, se noi vediamo la probabilità di sopravvivenza attualmente in Veneto, indipendentemente dalla distribuzione, cioè dalla sede dove il tumore origina, vediamo se, ecco qua, indipendente, vedete che le curve di sopravvivenza, qui ne vedrete delle altre, per cui diciamo qui sono i mesi di sopravvivenza, 48 mesi, 4 anni, qui è la percentuale dei pazienti che sopravvive. Dopo 4 anni, 48 mesi, circa il 70% dei pazienti che hanno sviluppato un carcinoma colorettale sono ancora viventi. Questo vuol dire che il tumore del colon non è fra i più cattivi, diciamo, ecco, se vogliamo usare un termine così un po' più terra-terra. Ci sono dei tumori con un'aggressività molto maggiore, con delle mortalità a 5 anni molto peggiori di quello del colon. Faccio un esempio: i tumori del pancreas, dopo 5 anni, solo il 5-10% di quelli che l'hanno avuto riescono a sopravvivere, cioè sono curati dalle attuali terapie. Il 90% non arriva a 5 anni. Nei tumori del colon retto il 70, anche il 75% riesce a guarire in maniera definitiva. Normalmente si ritiene che una sopravvivenza a 5 anni equivale grosso modo a una guarigione, perché dopo i 5 anni difficilmente la malattia si ripresenta. Quindi sopravvivenza a 5 anni equivale a dire guarigione dalla malattia. Io adesso vi dirò, ecco, il fatto che il cancro del colon sia diverso dal cancro del retto ve l'ho detto, ma soprattutto per il trattamento, che è completamente diverso nelle due neoplasie, e per la difficoltà di curare l'uno e l'altro tumore. Il cancro del colon retto è fra i 4 tumori killer, vengono chiamati così, che ci sono attualmente al mondo, no? Qui vedete riguarda la stima di nuovi casi di tumori nel mondo per sede tumorale, e sarebbe l'incidenza della malattia. Giusto per intenderci, l'incidenza di una malattia, in questo caso del tumore, ma il termine si usa per qualsiasi malattia, è il numero di nuovi casi che si sviluppano in una determinata popolazione
nell'arco di un determinato periodo di tempo. Normalmente vengono espressi in percentuale rispetto a 100.000 abitanti. Quanti nuovi casi si manifestano in un anno rispetto a ogni 100.000 persone. Questa è l'incidenza, la definizione di incidenza. Ed è diversa dalla mortalità, cioè più è alta l'incidenza, più è comune il tumore, però non è detto che a un'alta incidenza corrisponda un'alta mortalità. Uno può avere un'incidenza molto bassa, più bassa del colon, sembra il tumore del pancreas, ma con un'alta probabilità, con un'alta mortalità. Abbiamo detto il 90% dei tumori del pancreas muore. L'incidenza è bassa, ma la mortalità è alta. Nel cancro del colon è un po' il contrario. L'incidenza è alta, ma la mortalità è relativamente bassa. E come vedete, i 4 tumori killer sono la mammella, il polmone, il colon retto e la prostata. Per dire, la mammella è un cancro tipicamente femminile, i cancri della mammella nel maschio sono eccezionali. E la prostata ovviamente è tipicamente di noi maschi, fino a prova contraria le donne non hanno la prostata, va bene, mentre il polmone e il colon retto ovviamente si hanno in tutti e due i sessi, ma nonostante polmone e colon retto si possono avere nei due sessi, la mammella da sola ha un'incidenza maggiore, pur essendo in un solo genere, nel sesso femminile, ha un'incidenza maggiore del cancro del polmone e del colon retto, che invece pescano da tutti e due i sessi. In ogni caso sono i quattro tumori killer e purtroppo il cancro del colon retto rientra fra questi, e questo spiega l'importanza e il valore anche sociale che ha questo tipo di neoplasia, così come la mammella, così come il polmone, così come la prostata. Se vediamo l'incidenza, questa è l'incidenza nella figura sopra per i maschi, nella figura sotto per le donne, ma sostanzialmente equivalente. È il terzo tumore più comune come incidenza, ma il secondo come causa di mortalità. Quindi è un tumore clinicamente rilevante, socialmente rilevante. E ogni anno ci sono circa 1,2, quasi 2 milioni di nuovi casi l'anno e 935.000 decessi l'anno in tutto il mondo per questa malattia, per questo tumore. Quali sono sia nei maschi che nella femmina, le regioni, diciamo le nazioni a più alta incidenza purtroppo sono proprio la nostra cara Europa. Ecco, vedete, più scuro è il colore, più alta è l'incidenza, mentre è un tumore molto meno frequente nei paesi in via di sviluppo, soprattutto l'Africa. Questo per 2 motivi, dopo ne riparleremo, perché si ritiene che il tipo di alimentazione occidentale favorisca lo sviluppo di questa neoplasia, povera di scorie fondamentalmente, rispetto all'alimentazione dei paesi in via di sviluppo, che è molto più a base di scorie e di fibre che non l'alimentazione nostra. Ma dopo vedremo altre cause che possono essere implicate. E questa è la situazione in Italia. Vedete che ve le ho messe in un rettangolino. Nel 2022 negli uomini viene prima la prostata, poi il polmone, 26 casi ogni 100.000 abitanti. Questa è l'incidenza in una popolazione come Padova di 200.000 abitanti. Ci sono 26, circa più di 50 casi l'anno di cancro del retto, teoricamente. Ecco, questi sono dati del registro tumori del Veneto, che è uno dei migliori registri tumori italiani, va bene?
Nella donna, vedete bene qui, 55 casi di cancro della mammella nel 2002 ogni 100.000 abitanti. Se fate la somma dei cancri del retto nel maschio e nei cancri del retto nella donna, non arrivano, 26 e 22 fa 48, non arrivano ai casi, all'incidenza dei tumori della mammella, che da sola superano i cancri del colon retto. Globalmente, infatti, vedete che sempre in Italia la mammella è quella che ha più cancri di tutto, ma al secondo posto l'incidenza, come incidenza viene il tumore del colon retto. Se guardiamo poi alla sede, l'Italia del nord ha un'incidenza maggiore del centro, che a sua volta ha un'incidenza maggiore delle isole e del sud. E l'incidenza fra maschi e femmine è lievemente a favore, si fa per dire, perché più cancri non è proprio favorevole. Comunque, insomma, vanno peggio, sono più frequenti nei maschi. Ecco, questi sono i dati relativi al Veneto, i dati della regione vostra e quella che ormai mi ospita da una cinquantina d'anni. Va bene? E il 76% sono cancri del colon, il 22%, questo nel 2022, 22% retto, quindi circa un quarto grosso modo, 2% cancro dell'ano. In un anno nella regione Veneto si ammalano di questa patologia circa 3.600 soggetti. Leggendo nella popolazione venete 71 casi ogni 100.000 abitanti, con una prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. E se vediamo il rapporto fra l'incidenza del tumore e il sesso, l'abbiamo detto, più frequente nei maschi, vedete che la linea blu è la linea che rappresenta il sesso maschile, la linea rossa è il sesso femminile. Ma se lo vediamo in rapporto all'età, è un tumore tipicamente dell'età anziana, è un tumore che, vedete, la curva si alza in maniera importante dopo i 60 anni. Fino a 60 anni la percentuale di l'incidenza è relativamente bassa. Prima dei 50 anni diciamo che è abbastanza eccezionale, è difficile, questo non vuol dire che è impossibile, se ne trovano sempre meno. In realtà in questi ultimi tempi vediamo sempre più spesso tumori in casi di soggetti giovani che sviluppano questo tumore, però attualmente questa è l'incidenza della malattia in rapporto all'età, è un tumore tipicamente dell'età anziana. E per quanto riguarda la mortalità, come vedete, peggiore nei maschi, migliore nelle femmine e naturalmente aumenta con l'età. La mortalità è più alta nelle persone anziane. Questo invece è abbastanza interessante. Se voi vedete, dal 2005 in poi, questa è l'incidenza per anno del tumore, cioè quando i tumori si sviluppavano nel 2005, 2006, 2007, l'andamento nel corso degli anni. Vedete che nei maschi e nelle femmine, vedete che questo è un tumore che tende a ridursi, l'incidenza tende a calare. Ci sono meno casi adesso di tumori colorettali di quanti ce n'erano prima. Immagino che è facile anche capire perché. Uno, perché la sanità funziona meglio di quanto funzionava prima, ma forse la cosa più importante di tutti è stato lo screening. Ecco, io sono sempre convinto che se uno deve spendere dei soldi, li spende bene aumentando lo screening, perché voi immaginate solo qual è la spesa farmaceutica per le neoplasie, sono
sono dei costi iperbolici, va bene? E questo riflette il fatto che ci vuole molta ricerca per trovare farmaci, che le case farmaceutiche hanno un potere politico molto forte, per cui insomma li fanno anche accettare ai politici questi farmaci. Se voi vedete certe volte trovano dei farmaci miracolosi, poi alla fine si vede che a 5 anni quelli che prendono il farmaco vivono 6 mesi di più di quelli che non lo prendono, cioè un guadagno minimo che ci costa l'ira di Dio, va bene? E uno si chiede, ma vale proprio la pena spendere tutti sti soldi per trovare dei farmaci che danno un vantaggio? Una cosa è se trova il farmaco come i vaccini che curano milioni di persone, una cosa è trovare dei farmaci che danno un vantaggio minimo a un prezzo elevatissimo, non ha senso, non ha proprio nessun senso. Questo invece è il discorso molto onesto quello che dice il professor Pucciarelli, no? Non è da tutti. Il discorso io sono chirurgo, gli oncologi non lo farebbe, un oncologo non farebbe questo discorso. Non farebbe mai questo discorso perché perderebbe tutto la simpatia che le industrie farmaceutiche dedicano agli oncologi e ai farmacisti, va bene. Però non lo dico in maniera polemica, certo. Lo dico perché ci credo e perché ritengo proprio che sia così. Ma questo per farvi vedere come lo screening possa portare a questi risultati. Vediamo se riesco a tirar fuori la freccia, sembra difficile. Portano a questi risultati. Ovviamente lo screening non è che lo possiamo fare per tutte le neoplasie, dobbiamo farle per quelle neoplasie che hanno un'incidenza molto alta, quindi lo possiamo fare per la mammella, lo possiamo fare per il colon, lo possiamo fare per il collo dell'utero. Attualmente questi sono i 3 screening che vengono fatti. Non lo possiamo fare per una neoplasia che abbia un'incidenza, perché anche lo screening costa e quindi lì si fa, stranamente, lì si fa col bilancino, quando ci guadagno e quando ci perde. Per i farmaci il discorso del bilancino vale molto meno, oppure sul peso della bilancia ci mettiamo cose che non c'entrano in maniera così importante come c'entra la salute delle persone. Va bene, andiamo avanti. Ecco, qui vi mostro la situazione veneta, e intanto qui vedete che questa è la sopravvivenza nel Veneto in rapporto al sesso. In Veneto maschi e femmine hanno la stessa percentuale di probabilità di cura, quindi è una delle regioni con la migliore parità di sessi anche riguardo alla mortalità. Noi maschi andiamo un po' meglio rispetto alle altre regioni, ce la battiamo con le donne, insomma, non andiamo sempre in perdita, no? Qui vedete invece dall'altra parte l'età, e quelli che ovviamente, come vi dicevo prima, quelli con età avanzata, quelli che sviluppano questi tumori in età avanzata, hanno delle probabilità di sopravvivenza inferiori a quelli che hanno un'età più giovane. La curva azzurra è l'età oltre i 70 anni, probabilità di guarigione 57%. Le 2 curve sopra sono curve con un'età inferiore ai 69 anni, e vedete che hanno una sopravvivenza migliore. E i giovani ancora meglio, diciamo quelli sotto i 50 anni ancora meglio di quelli, quelli fra i 50 e i 69 anni ancora meglio dei giovani. Perché? Perché è l'età in cui si fa lo screening colorettale, quindi per il cancro del colon retto. Questo, se vi dovessi dare un messaggio, è: fate lo screening, va bene? Il sangue occulto nelle feci. E adesso ci arriviamo. Ecco. Che cos'è lo screening?
Lo screening è un'attività di prevenzione gratuita, perché in Italia è gratuita, rivolta alla popolazione di una fascia di età ritenuta a rischio. Nel caso del cancro del colon retto, la popolazione sotto i 50 anni è a un rischio molto basso, non vale la pena fare lo screening a uno di 30 anni, perché per trovare un cancro del colon in uno di 30 anni bisogna fare una marea di esami. L'età in cui fare lo screening a un novantenne ha meno senso comunque, perché diciamo il guadagno che può avere in termini di sopravvivenza è relativamente basso. Non prendetemi per cinico, ma insomma uno di 90 anni non è che gli pensa io auguro a tutti i novantenni di vivere 120-130 anni, però insomma 90 anni è già una buona età, ci possiamo accontentare. Uno fra i 50 e i 70 anni è uno ancora in attività lavorativa, il rischio, come avete visto dalla curva, dopo i 50 anni la curva di incidenza del tumore comincia a salire in maniera importante, per cui fatte le dovute considerazioni fra i vantaggi di guarire, di prevenire il tumore e lo svantaggio della spesa che ne verrebbe per lo Stato, l'età che è stata ritenuta da sottoporre a screening perché presenta dei vantaggi importanti è l'età fra i 51 e tra i 50 e i 69 anni, ed ha lo scopo di ridurre la mortalità, favorendo che cosa? Favorendo innanzitutto il riscontro di quelle lesioni precancerose da cui poi si sviluppa il cancro. Quindi se i cancri si sviluppano dai polipi, se io diagnostico il polipo prima che diventi cancro e lo tolgo, a quello lì non gli verrà mai il cancro. Va bene? Quindi, ma anche se io faccio una diagnosi precoce di un carcinoma al primo stadio, quello più favorevole, le probabilità, la sopravvivenza, la guarigione è in rapporto allo stadio della malattia. Primo stadio una sopravvivenza del 90%, quindi guariscono praticamente tutti. Quelli che muoiono probabilmente muoiono per vecchiaia o muoiono perché hanno altre malattie. E se io faccio una diagnosi in uno stadio precoce, uno al primo stadio vivrà molto di più di uno che è al quarto stadio. Quando faccio una diagnosi tardiva mi serve a poco aver fatto la diagnosi, cioè la diagnosi è comunque tardiva e comunque il paziente è perso, ha alte probabilità di non essere guariti, tassi di guarigione molto bassi. Quindi l'obiettivo mio è quello di fare una diagnosi di lesioni precancerose e rimuoverle, quindi evitare che insorga il cancro, oppure fare una diagnosi di un tumore precoce per cui per questi pazienti il trattamento chirurgico, comunque il trattamento in generale, ha un'altissima probabilità di successo. Nella regione veneta ci sono tre tipi di screening approvati e in atto, e sono i tumori del colon retto, i tumori della mammella e i tumori del collo dell'utero. Ecco, qui vediamo a chi è rivolto. È rivolto, come vi dicevo, alla popolazione fra i 50 e i 69 anni, e questo screening viene effettuato ogni 2 anni. In che cosa consiste lo screening? Lo screening consiste, penso che molti di voi lo sapranno, nel fare la ricerca del sangue occulto fecale. Bisogna intingere nelle feci fresche una bacchettina che poi viene esaminata e si cerca la presenza del sangue. Perché il sangue occulto? Vi parrà strano, ma qualche volta mi arrivano dei pazienti che dicono: ma perché è venuta a fare? Perché ho visto del sangue con le feci, sono andato dal mio medico che mi ha chiesto di fare
il test del sangue occulto ed è venuto positivo. Ecco, in quel caso lì, se il sangue era macroscopicamente evidente, è chiaro che non aveva senso cercare quello occulto. No, se già perdeva sangue è inutile fare il test del sangue occulto, però è una cosa che succede relativamente spesso perché uno non ci pensa. Il sangue occulto è quando uno non ha sangue, va bene, se no non è più occulto. Se uno già ha del sangue nelle feci è pacifico, è come se fosse un sangue occulto positivo già di per sé. Ecco, quando è positivo poi bisogna fare degli esami di secondo livello. Il fatto che il sangue occulto fecale sia positivo non vuol dire che uno ha un cancro. Molti dei pazienti che hanno un sangue occulto fecale poi alla fine non hanno nulla, perché il sangue occulto fecale può venire fuori per tanti motivi. Uno che ha una gengivite e si lava i denti, se fa il test del sangue occulto gli può venire positivo. Uno che ha le emorroidi, e le emorroidi vi assicuro è una patologia frequentissima nella popolazione, può perdere un po' di sangue e il sangue occulto. Questi sono i cosiddetti falsi positivi. Ecco, quindi è probabile, dopo vi dirò anche qualche numero, che una certa percentuale di persone che fa la colonscopia con il sangue occulto positivo, dopo fa la colonscopia e la colonscopia è negativa. Il guaio è peggio quando invece sono i falsi negativi. Quando uno fa il sangue occulto è negativo e quella persona ha il tumore. Può succedere anche questo, perché non è che i tumori sanguinano a tutti i giorni, a tutte le ore, o che sanguinano, a volte non sanguinano per nulla. Ecco, allora quelli sono casi un po' più in cui, diciamo, lo screening ha meno effetto. Però noi dobbiamo vedere, diciamo, il risultato finale. Globalmente, quante volte serve, e vi dimostrerò come effettivamente serve e come. Ecco, vedete com'è il percorso più o meno. Lettera d'invito, arriva una lettera d'invito per eseguire il test, a persone fra i 50 e i 69 anni. Il test è negativo, vi viene inviata a casa la risposta, va bene, e viene registrata che il test è negativo e la persona viene invitata a rieseguire il test dopo 2 anni. Se il test è positivo, gli si programma una coloscopia che il soggetto può accettare o meno. Se fa la coloscopia, cosa può succedere? Che non si trova nulla, allora è un falso positivo, oppure che si possano trovare delle lesioni precancerose, oppure che si può trovare un carcinoma. A quel punto lì, fatta la diagnosi, viene inviata dal chirurgo o dall'oncologo a seconda della situazione. In genere sono i chirurghi quelli che vedono in prima battuta i soggetti con sangue occulto positivo. C'è da fare una distinzione fondamentale fra lo screening e lo screening è quel test che viene eseguito su una popolazione che ha come unico fattore di rischio il sangue occulto, il sangue nelle feci. Invece la sorveglianza è un altro modo di prevenire il cancro, però la sorveglianza viene fatta a soggetti che hanno dei fattori di rischio diversi dalla sola presenza del sangue occulto. Per esempio, il 3-4% dei tumori del colon retto sono ereditari, sono alcune sindromi ereditarie trasmesse geneticamente dai genitori ai figli. Viene trasmesso un gene che può essere dominante o recessivo, insomma, tipo la poliposi, la sindrome di Lynch, sono trasmesse con, si dice in termine tecnico, meccanismo autosomico dominante, cioè basta che uno dei 2 genitori abbia il gene malato
in genere viene dato un gene dal padre, un gene dalla mamma, basta che uno dei due genitori ce l'abbia e lo trasmetta al figlio, quello svilupperà un cancro. Recessivo invece è quando il gene sano prevale sul gene malato, dominante quando il gene malato prevale su quello recessivo. Ecco, in questi tumori, se una coppia di persone, di un maschio e una femmina, fanno un figlio e il genitore ha quel gene, ha una probabilità del 50% di trasmettere la malattia al figlio. Per cui questi sono più che dei pazienti, sono delle famiglie che vanno seguite, perché a questi la caratteristica dei tumori ereditari è che vengono in età molto giovanile, che uno ha almeno 2 o 3 parenti di primo grado, sorelle, fratelli, genitori o fratelli, sorelle, genitori, basta, quelli sono quelli di primo grado. Ecco, che siano coinvolte 2 generazioni diverse, padre e figlio, va bene, o nonno e padre, a seconda di chi è il soggetto che viene da me per chiedere informazioni, cioè una famiglia con più di 2 o più casi di cancro, uno con 2 generazioni prese, di età sotto i 50 anni, sono tutte caratteristiche tipiche delle neoplasie ereditarie. Quando ci sono queste caratteristiche, ma questo il medico dovrebbe saperle e qualsiasi medico dovrebbe conoscere questo, ecco, allora a quel punto lì sono ad elevato rischio di sviluppare un cancro e devono fare una consulenza genetica, così come ci sono alcune malattie come la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, malattie infiammatorie croniche intestinali, in cui si sa che il rischio di sviluppare il cancro è molte volte più alto del rischio che corre una persona normale, una persona che non ha queste malattie. Ecco, quando il rischio è molto aumentato per cause diverse dall'età, allora i controlli, gli esami che si fanno non sono screening, non si chiamano esami di screening, si chiamano esami di sorveglianza e ovviamente vanno fatti con una frequenza molto più spesso che non lo screening si fa ogni 2 anni. Uno che ha una poliposi familiare accertata, quando uno sviluppa centinaia di polipi nell'intestino, comincia lo screening, il primo esame lo fa a 14 anni e poi si comincia dai 20 anni in poi e lo fa ogni anno, ogni 2 anni, a seconda del numero dei polipi che ha. Per dirvi che sono 2 cose completamente diverse. Per esempio, ecco, uno che ha già avuto un tumore al colon ha una probabilità di circa il 6% di averne un secondo. Ecco, in questi soggetti si fanno esami endoscopici più frequentemente, perché quello è un altro fattore di rischio. Purtroppo chi ne ha avuto uno ha più probabilità di averne un secondo che non la persona che non ha avuto nulla. E generalmente l'ordine, diciamo, la sequenza che si segue per arrivare al cancro è quella che vedete qui. Un piccolo adenoma sono i polipi piccolini. I polipi di per sé non è detto che polipo significhi cancro o significhi lesione precancerosa. Ci sono i polipi che non hanno nulla a che vedere col cancro, polipi fibrosi per esempio, però i polipi che poi sviluppano cancro sono i polipi adenomatosi, adenome. L'adenoma è l'equivalente benigno dell'adenocarcinoma. Prima dell'adenocarcinoma viene un piccolo adenoma con displasia lieve, un adenoma più grande con displasia severa, un adenoma che già comincia a cancerizzare e fin qua siamo ancora nella sfera di quelle lesioni che possono essere curati con la semplice asportazione del polipo, in endoscopia per esempio, facendo una coloscopia. E l'ultimo, dopo questo, viene il carcinoma infiltrante, quello avanzato, il vero e proprio cancro. Queste sono tutte lesioni precancerose che se noi togliamo facendo la coloscopia, gli evitiamo che divenga il cancro, blocchiamo questa catena
giochiamo questa sequenza adenoma-carcinoma, per cui ci fermiamo a carcinoma e non arriviamo ad adenome e non arriviamo al carcinoma. Normalmente si ritiene che perché un tumore si sviluppi ci vogliano circa 10 anni, quindi teoricamente abbiamo tutto il tempo di fare una profilassi, una prevenzione, appunto con lo screening. Nei tumori ereditari, per esempio, è molto più rapida questa sequenza, cioè il paziente a cui faccio una coloscopia quest'anno, fra 2 anni può già avere il cancro. È diversa la biologia del tumore. E qui vediamo cosa è successo nella popolazione veneta da quando è stato istituito lo screening per i tumori del colon retto. La popolazione veneta è una delle popolazioni più virtuose per lo screening, non parlo di altro, cioè per quanto riguarda lo screening si attengono, è una delle regioni in cui si attengono, la popolazione si attiene di più su 100 invitati a eseguire lo screening, i 62/3 accettano di seguirla. Le donne sono più virtuose dei maschi, gli anziani più virtuosi dei giovani e quelli che l'hanno già fatto una volta più virtuosi di quelli che non l'hanno mai fatto. Di questi il 4,5% dei soggetti ha avuto un esito positivo, cioè su questo 64% il SOF positivo, SOF sta per sangue occulto fecale, ha avuto un esito positivo. Purtroppo di questo 4,5% una parte, cioè il 14%, si ferma lì, nonostante abbia avuto l'esito positivo, non vuol fare la colonoscopia, si rifiuta, o non vuole, o non ci pensa, o non gli interessa, eccetera. Però l'86% di quelli che hanno avuto il sangue occulto fecale fanno il test. Anche qui, stavolta però, uomini, stavolta sono più virtuosi gli uomini. Una volta, è giusto così. Gli anziani e quelli che hanno e chi effettua lo screening la prima volta. Uno che l'ha fatta 2 volte dice: già mi avete fregato l'altra volta, col sangue positivo mi avete fatto una coloscopia negativa, stavolta mi rifiuto di farlo. Vabbè, insomma, si può capire, però in teoria dovrebbero farli tutti quelli con SOF positivo. Poi, e qui vediamo al dunque, nei soggetti sottoposti a coloscopia il 2,4% ha un cancro e una lesione precancerosa in circa il 20%, quindi vedete che cioè il 22% di quelli che si sottopongono alla coloscopia o ha già un cancro, oppure il fatto che gli si trova una lesione precancerosa e la si rimuova è verosimilmente una prevenzione vera e propria di un cancro che si sarebbe comunque sviluppato. L'utilità dello screening la vedete in questa curva qua, ma ve la devo spiegare. Naturalmente azzurri i maschi, rosse le femmine. Questo è quando è stato iniziato lo screening nel Veneto, attorno circa al 2002. Vedete che l'aumento, sia nei maschi che nelle femmine, il tumore era lievemente in crescita come incidenza. Va bene? Quindi, dopo l'inizio dello screening, non c'è stato un abbattimento dell'incidenza del tumore. Perché? Perché con lo screening sono stati diagnosticati più tumori, quindi c'è stato un incremento dell'incidenza dei tumori, però erano tumori più spesso iniziali. L'effetto vero dello screening uno non lo vede quando inizia lo screening, lo vede 4 o 5 anni dopo, quando ormai ha tolto dalla circolazione tutti quelli che il cancro ce l'avevano già, che erano nelle forme iniziali. Per cui l'effetto vero dello screening, lo vedete, comincia qui
2002-2005, e qui vedete che i tassi di incidenza calano sia nei maschi che nelle femmine. Quindi in una popolazione che inizia a fare screening, proprio perché fa tante colonscopie, si troveranno più cancri, magari più precoci, ma più cancri. E questo, l'effetto vero, quello che conta poi, è l'incidenza del cancro. Io cosa voglio con lo screening? Voglio sopravvivenze più lunghe e voglio un'incidenza del cancro più basso. Invece di avere 25 cancri ogni 100.000 abitanti, ne voglio 20. Vuol dire che 5 cancri su 100.000 abitanti io li ho evitati perché gli ho tolto le lesioni precancerose, ho tolto tutti i polipi che sarebbero diventati cancri, e per cui alla fine mi ritroverò con una riduzione del tasso di tumori colorettali. Salto perché sennò, ecco, forse stiamo allungandoci un po' troppo, non so. Sì, dai. No, vabbè, ma poi la gente anche si stanca. E vedete che a parità di stadio, innanzitutto in quelli che fa screen detected, ovviamente in inglese lo capite tutti, tumori scoperti con lo screening, non screen detected, tumori non scoperti con le screening. Vedete il tasso di tumore allo stato iniziale, 40% in quelli che fanno lo screening, 18% in quelli che non fanno lo screening. Quindi lo screening sicuramente qui fra stadi iniziali, stadio 1 e stadio 2, che sarebbero gli stadi, diciamo, iniziali, quelli con la sopravvivenza più alta, superano abbondantemente il 50%, sono quasi 56%. Qua lo stadio 1 e stadio 2 arrivano al 40%. Questo è non solo, ma anche all'interno dello stesso stadio vanno meglio, hanno tassi di guarigione migliori quelli che provengono dallo screening rispetto a quelli che non provengono dallo screening. Va bene, a sto punto, con tutti i numeri che vi ho detto, chi non fa lo screening è proprio, sarebbe da espellere dall'Ateneo. È colpevole. Non avete scampo. Io lo faccio se è quello che... non è che predico una cosa e ne faccio un'altra, faccio quello che predico. Ecco. A chi serve vi dico subito che i fattori di rischio nella stragrande maggioranza dei casi sono ipotetici. Le certezze su queste riguardano solo i fattori genetici e familiari e le malattie infiammatorie croniche intestinali. Tutto questo sono molto verosimili: alimentazione ricca di grassi, anzi cominciamo, scarsa attività fisica, obesità, alimentazione ricca di grassi, carne rossa, carne processata, scarso apporto di fibre, eccesso di alcol, eccesso di fumo, tutte queste, durata del fumo eccetera, sono stati considerati, verosimilmente hanno un'incidenza, ma che ci siano certezze veramente solide non ce ne sono. Difatti, per esempio, questa è la differenza fra l'incidenza maggiore nelle popolazioni ad alto sviluppo industriale e nelle popolazioni del terzo mondo. Se voi vedete, in un paese africano c'è dieta povera di grassi, dieta povera di carne, apporto notevole di fibre, esattamente quello che succede nelle popolazioni a basso incidenza di cancro rispetto a quella ad alta incidenza di cancro. Una cosa è certa, ecco, questa addirittura è matematica. Noi sappiamo che un paziente, un soggetto che dà un gene malato della poliposi familiare, della sindrome di Lynch al figlio, è matematico che questo corre il 50%. Se questo avesse 100 figli, non li avrà mai, ma se ne avesse 100, 50 avrebbero il cancro e 50 no. Pacifico. E se non succede, c'è solo una spiegazione:
che non è lui il padre. Va bene? Pacifico, è proprio matematica. Andiamo avanti. È un buon test per i magistrati. Infatti qualche volta si dice che il 30% delle poliposi familiari sia di origine di nuova insorgenza, poi io credo che di nuova insorgenza ce ne sarà la metà, l'altra metà non è di nuova insorgenza, è di un'altra insorgenza. Restiamo ai sintomi. Quando è che una persona deve rivolgersi al medico nel sospetto di un tumore del colon retto? Allora, generalmente, soprattutto i tumori di sinistra, non tanto quelli di destra, i tumori di sinistra, del colon sinistro e del retto, la presenza di sangue con le feci. Benché la presenza di sangue con le feci possa essere causata da tantissime cose, in particolare patologia proctologica, emorroidi, fistole, eccetera, però è sempre bene escludere che possa essere quindi un soggetto di 55 anni che ha sangue nelle feci deve fare una colonoscopia, non ci sono santi, deve fare una colonoscopia, a maggior ragione se è di 70, a maggior ragione se è di 80, va bene? Quindi sanguinamento rettale visibile, sanguinamento occulto ovviamente se si vede altri sintomi possono essere variazioni dell'alvo, cioè una persona che è sempre stata con un alvo regolare che improvvisamente diventa stitica. Non va bene, c'è qualcosa che non quadra, bisogna sospettare un cancro. Ma anche viceversa, una persona che normalmente è stitica improvvisamente gli viene la diarrea, soprattutto se è una diarrea con sangue. Perché per certi tumori, se per esempio un tumore del colon stringe e determina una riduzione del calibro, a volte può esserci la stitichezza, uno diventa più stitico perché il passaggio è piccolo, ma altre volte viene chiamata pseudodiarrea. Uno elimina feci liquide, ma perché? Perché le feci solide, quelle più grosse, non passano attraverso la parte stretta, ci passano solo quelle più liquide, per cui la diarrea, paradossalmente, la diarrea è sinonimo di un intestino che è ristretto, esattamente il contrario di quello che uno potrebbe sospettare, va bene? Quindi la variazione dell'alvo, l'alvo è il modo con cui uno va di corpo, la variazione dell'alvo deve far sospettare. Per quanto riguarda invece i tumori del retto, un sintomo frequentissimo è il tenesmo. Il tenesmo è quella sensazione di dover andare a scaricare, poi uno va in bagno e non fa niente. Bene, questo è il tenesmo. Perché? Perché un cancro del retto ha le funzioni dal punto di vista del nostro organismo, la neoplasia rettale, questa massa neoplastica che c'è nel retto, è come se fossero delle feci, cioè il cervello percepisce che c'è qualcosa nel retto e lo deve espellere. Normalmente questo succede per le feci, no? E ovviamente se uno spinge, le feci, si libera e finisce lì. Se un cancro è chiaro che non è che espelle il cancro resta, quindi uno ha la sensazione di aver scaricato, ha la sensazione di dover scaricare, ma va in bagno e non scarica, oppure ha la sensazione, a volte contemporanea, di mancata, di incompleta defecazione, cioè ha scaricato ma è come se non avesse scaricato completamente. Questo è abbastanza tipico del cancro del retto, oltre al sangue, perché più il tumore è vicino all'ano, più facilmente. Invece i tumori del colon di destra, se vi ricordate la figura, è un po' più grande del colon di sinistra. Il colon di sinistra ha queste dimensioni. Il cieco, il colon di destra, può avere anche delle dimensioni molto più grandi, per cui è un tumore che non dà sintomi da occlusione. Prima che un cancro del colon di destra dia sintomi da occlusione, deve essere un cancro molto voluminoso. E allora si manifesta più spesso con anemia, cioè c'è una perdita di sangue occulto al punto che le persone hanno fiacchezza, debolezza, si sentono asteniche,
fanno gli esami del sangue e viene fuori che ha 10 di emoglobina, sono anemiche. L'anemia spiega la debolezza, la fiacchezza, ma l'anemia da cosa viene? Dalla perdita di sangue che un tumore del colon destro più spesso rispetto a quelli del colon sinistro provoca, e quindi il colon destro a volte insorge più, la diagnosi viene fatta più tardivamente e raramente viene fatta per occlusione. Ecco, questi sono quelli che vi ho detto, cioè come la sintomatologia può variare a seconda di dove è il colon, se a destra, a sinistra, se nel retto, se nel cieco. Andiamo avanti. Quali sono? Quasi finiti, mancano 2 o 3 diapositive. Com'è che si fa la diagnosi di un tumore? Si fa ovviamente visitando il paziente. Nel caso del retto purtroppo per il paziente, ma anche per il medico, si fa facendo un'esplorazione rettale, va bene? E questi sono gli esami, diciamo, l'esame obiettivo, quello che fa il medico. Poi ci sono gli esami del sangue che possono dimostrare un'anemizzazione, ci sono i markers neoplastiche, il CEA è tipico dei tumori del colon e del retto. Il CEA è una proteina che si trova nel sangue, che viene dosata nel sangue e viene espresso da quasi tutti i tumori colorettali, quasi tutti, non si fa tanto la diagnosi. Il dosaggio del CEA non serve tanto per la diagnosi, ma serve perché generalmente se un tumore, se c'è il CEA, quando viene curata, questo dosaggio, questo marker nel sangue si azzera, sparisce, perché siccome il tumore che lo produce, nel momento in cui tolgo il tumore, viene a mancare la produzione del CEA. Quando però, qualora ci fosse una recidiva neoplastica, il tumore ricomincia a crescere, o lì, oppure una metastasi al fegato, al polmone, risecerne di nuovo il CEA. Per cui il fatto che il dosaggio del CEA si è abbassato e dopo ricomincia a ricrescere serve per la diagnosi di recidiva, serve per seguire i pazienti nel tempo, non tanto per fare una diagnosi, una prima diagnosi. Ecco. Questo, scusa, ti interrompo un attimo, è lo stesso meccanismo del PSA per il cancro della prostata, l'antigene prostatico specifico. Se c'è una recidiva, il PSA che si era azzerato dopo la terapia chirurgica primaria, il PSA improvvisamente torna ad aumentare, quindi è lo stesso percorso biochimico del CEA. Quindi in sostanza uno che ha un cancro del colon deve fare la coloscopia con la biopsia per avere la certezza che è un tumore e una TAC del torace e dell'addome per escludere che ci siano metastasi a distanza, perché il trattamento del cancro metastatico è totalmente diverso. Generalmente, ecco, lo dico in maniera grossolana, il cancro metastatico ha bisogno prima di un approccio oncologico a cui eventualmente segue un approccio chirurgico. Il cancro non metastatico deve essere operato subito e dopo fa la chemioterapia. Questo è il motivo per cui viene fatta una TAC torace-addome. Questi sono gli esami che si deve fare uno più il CEA, ma per il motivo che vi ho detto. Questi sono Nel cancro del retto invece l'esame principe, quello che fa la diagnosi migliore come stadiazione locale, cioè che ci dice a che stadio è il tumore localmente, è la risonanza magnetica pelvica. Va bene? Quindi oltre alla TAC del torace e dell'addome, oltre alla colonoscopia con biopsia, oltre al CEA, deve fare una risonanza magnetica. Qui c'è un errore, non dell'addome superiore, no, è giusto, dell'addome inferiore. In alcuni casi si fa la risonanza dell'addome superiore, ma quando c'è qualche dubbio se ci sono o meno metastasi al fegato. Vado avanti, questo vale per tutti i tumori. Tutti i tumori vengono diagnosticati con questa classificazione, TNM. T sta per quando profondo, quando grande è il tumore primitivo. Qui vedete è una parete intestinale, porca miseria, scusate,
Qui vedete la parete intestinale T1 è quello che infiltra meno, T2 è quello che infiltra di più, T4 è quello che infiltra tutta la parete e va oltre la parete. Questa è la parete dell'intestino, del colon o del retto. L'N sta per nodi, in inglese linfonodi, la presenza o l'assenza di linfonodi. È un fattore prognostico negativo. Quelli che hanno linfonodi positivi alla diagnosi hanno una probabilità di guarigione decisamente più bassa di quelli che non ce l'hanno e devono sempre fare chemioterapia dopo l'intervento. Quelli con linfonodi negativi possono anche non farla. E infine M sta per metastasis e indica o 0-1. 0 uno che non ce l'ha, 1 se li ha. Queste tre caratteristiche determinano la cosiddetta stadiazione TNM e quasi tutti i tumori utilizzano questa stadiazione e generalmente gli stadi sono sempre 4, uno per tumori molto piccoli senza infiltrazione né di linfonodi né metastasi a distanza, 3 quando c'è linfonodi positivi infiltrati, quarto stadio quando ci sono metastasi a distanza. Diciamo il primo senza linfonodi, primo e secondo senza linfonodi e senza metastasi a distanza. Ultimo stadio, metastasi a distanza. È relativamente semplice se uno volesse ricordarselo. Terapia, allora per il colon è quasi tutta terapia chirurgica. Ecco, diciamo il chirurgo interviene quasi sempre, tranne nei quarti stadi in cui fa la chemioterapia, ma poi comunque interviene il chirurgo. Recentemente c'è un piccolo numero di tumori che risponde molto bene all'immunoterapia, ma risponde talmente bene che i tumori spariscono. Adesso non vi sto a spiegare qui che non è facile neanche per me la fisiopatologia. Comunque alcuni tumori esprimono, attualmente i tumori vengono studiati dal punto di vista molecolare, fanno una serie di indagini molecolari per vedere se esprimono o non esprimere alcuni antigeni, alcuni geni. L'espressione di questi geni o l'assenza o la presenza delle proteine secrete da questi geni modifica totalmente il cambiamento. Alcuni tumori che manifestano, che manifestano per esempio il PDL1 è un tipo di meccanismo che ci dice se il tumore è sensibile o meno agli immunoterapici. Immunoterapici sono farmaci che non sono neanche chemioterapici, sono proprio immunoterapici, influenzano l'immunologia lo stato immunologico del paziente. Oppure adesso in questi ultimi anni se ne sono sviluppati a decine, ma i più, diciamo, quelli che hanno fatto più scalpore sono questi immunoterapici, pazienti che erano dati per spacciati, hanno fatto immunoterapia e non solo il tumore si è ridotto, si è fermato, che è già una buona notizia, ma in una percentuale bassa di casi il tumore sparisce completamente. Questo ovviamente apre nuovissimi orizzonti alla terapia, cioè probabilmente ci sarà sempre meno posto per noi chirurghi, per fortuna, e sempre più posto per questi farmaci che sono in grado di guarire anche un tumore senza doverlo operare. Resta il fatto che al momento attuale solo il 2-3% dei pazienti con cancro risente favorevolmente di questi trattamenti. Quindi bisogna valutare molto bene, adesso si fa una biopsia, vengono studiati dei pannelli di geni, si vede l'espressione di questi geni e poi si cerca di dare il farmaco adatto per quel paziente, per quel tumore, per quello stadio. Ecco, diciamo così che in linea di massima quando il tumore è metastatico si utilizza la chemioterapia prima o comunque terapia, diciamo, su base genica. Altrimenti il trattamento tuttora migliore è la chirurgia. Differenza rispetto alla chemioterapia è che la chirurgia
se c'è il tumore è limitato, lo toglie e non c'è più. Con la chemioterapia il tumore si riduce, adesso a parte quel piccola percentuale che vi ho detto, ma con la chemioterapia in genere si fa un po' di mantenimento, si rallenta l'evoluzione, ma raramente la chemioterapia guarisce completamente la malattia. Molto spesso si cerca di imbricare le due cose, si fa la chemioterapia e la radioterapia per cercare di ridurre la massa neoplastica, a patto poi che il chirurgo è in grado di togliere tutto quello che resta. Quindi spesso i protocolli di cura imbricano la radioterapia, la chemioterapia, la chirurgia. La radioterapia per il colon no, ma per il retto è una delle armi migliori. Radioterapia e chemioterapia, riduzione del tumore, chirurgia per togliere tutta la malattia. Per quanto riguarda la chirurgia, qui vedete a seconda della sede del tumore che cosa si toglie e che cosa non si toglie, si va da interventi molto demolitivi, in cui tumori del retto molto bassi o tumori dell'ano, si toglie l'ano con, ecco il primo qui sopra, si toglie l'ano con il retto e il sigma, e qui in questi casi si fa un sacchettino definitivo. Però oggi come oggi c'è la possibilità quasi sempre di conservare gli sfinteri, va bene? A volte se c'è bisogno di una stomia, di un sacchettino temporaneo si fa, ma poi si può ricanalizzare il paziente. Diciamo che nei tumori del retto circa il 20% dei tumori del retto, non in tutti i tumori del colon retto, nei tumori del retto nel 20% dei casi si arriva al sacchettino definitivo, ma nell'80% dei casi si riesce anche ad evitare. Io mi fermerei qui, no, solo una cosa, l'ultima, ricordatevi che adesso, ma lo sapete già tutti, ci sono queste tecniche innovative, sono iniziate prima con la laparoscopia, attualmente è entrato in maniera prepotente, ha fatto il suo ingresso nella scena terapeutica, il robot. Il Veneto è una delle regioni che ha più robot di tutte le altre regioni italiane, quasi tutti gli ospedali adesso hanno un robot, è una terapia sicuramente più costosa, è come la laparoscopia, è una chirurgia mini-invasiva, va bene? Quindi non c'è il taglio, c'è solo il taglio piccolo per rimuovere il tumore, ma non c'è il taglio come si faceva una volta che cominciava la xifopubica, quando ho iniziato io, grande taglio, grande chirurgo, ecco, adesso è tutto il contrario, piccolo taglio, grande chirurgo. Di fatto il robot è sicuramente, un vantaggio, non sono proprio chiarissimi tutti i vantaggi del robot rispetto alla laparoscopia. Per il momento l'unica cosa certa è che costa di più. Va bene, però fermare la chirurgia robotica è come se uno si mettesse sui binari e volesse fermare una freccia rossa che arriva a 200 km/h. Sarà perché è spinto dalle case che lo producono, sarà perché il chirurgo non opera più in piedi ma opera seduto, e se è un fumatore ogni tanto può anche andare nella stanza e farsi una sigaretta, può andarsi a bere il caffè, è molto meno faticoso, quindi anche i chirurghi che cominciano ad avere una certa età come me possono tranquillamente fare il robot. Questi sono pregi da non buttare via, ecco. Un chirurgo rilassato è meglio di un chirurgo stressato e stanco. Va bene, ciò detto, i chiari vantaggi del robot sulla chirurgia laparoscopica non sono ancora stati dimostrati, però ormai è un fiume in pieno, è difficile fermarlo, e anche noi facciamo robot, anche perché noi facciamo il robot, fa sempre bello dirlo, capito? Bene, io ho finito, scusatemi se ho un po' esagerato, ho rubato un po' di tempo. Se qualcuno ha il coraggio oppure non ha abbastanza appetito, vuole fare qualche domanda. La discussione.
Dico solo una cosa, grazie di cuore a Salvatore, al professor Pucciarelli, perché è stato di una chiarezza esemplare. Volevo solo ricordare questo anche con Salvatore, il cancro del retto anche nei giovani. Io mi ricordo quando ho iniziato a fare il chirurgo, vedevamo chi era operato di cancro del retto, praticamente tutti finivano con una colonstomia definitiva, cioè il sacchettino per tutta la vita. Io credo che sia stato il territorio dove più siamo andati avanti, perché come ha detto lui adesso la percentuale di colostomie definitive si è estremamente ridotta. Questo credo che sia un'enorme acquisizione della terapia chirurgica ed è legato chiaramente anche alla miglior precisione del gesto chirurgico, appunto la chirurgia laparoscopica e la chirurgia robotica ha permesso anche questo. Quindi diciamo che abbiamo vissuto un cambiamento epocale in questi decenni. Adesso vi invito a intervenire e spero che la discussione sia fervida. Prego. Scusa, dunque cerco di stringere molto. Dunque, perché il CEA può oscillare, anche se di poco? Intanto. Può oscillare perché la malattia si ripresenta. Bene, se il CEA normale il valore è 5 nanogrammi millilitro, no? Se opero un paziente che ha 20 di CEA, teoricamente se io ho fatto un intervento radicale non ho lasciato malattia, va sotto i 5. Sotto i 5 può essere 3, 4, 2, nei fumatori tende a essere un po' più alti. Quelli sono i valori normali del CEA nel sangue, perché non viene prodotto solo dal tumore. Ecco, da cosa? Può essere prodotto anche da altri, non lo so onestamente da chi lo può produrre, ma comunque nel sano c'è. Cioè se io adesso sono quasi certo di non avere il cancro, se mi faccio, quasi perché ho fatto poco la coloscopia, se mi faccio un prelievo, il CEA mi verrà 3. Non mi ricordo chi produce onestamente la cosa, però può essere prodotto. La differenza è che il cancro lo produce in maniera significativa. Ecco, però il fatto che sia alto o basso ha un valore relativo. Quello che è interessante è che se io non ho il cancro va giù. Se io non ho il cancro va giù. Se il cancro si ricresce va su, ma a volte bastano 3-4 unità in più. La cosa strana è che non è che deve andare a 100. A volte un paziente che passa da 4 a 8 già è un allarme. È sospetto. Ecco, altra cosa, sai dirmi qualcosa di Pegasus? Pegasus è a Torino fanno. No, è uno screening per capire se la chemio successiva sarà o meno importante. Allora, credo che sia riferito alla biopsia liquida, sì, qualcosa esatto. del genere, sì, perché ce ne sono parecchi in corso di studi. Questo so che lo fanno a Torino. Sì, a Torino, adesso ci sono anche a Padova, fanno un po' dappertutto. La biopsia liquida, se qualcuno lo sentirà nominare, cioè se noi facciamo un prelievo di sangue, c'è la possibilità nel sangue di trovare del DNA tumorale. Il DNA tumorale ha delle caratteristiche che lo rendono diverso dal DNA non tumorale, perché noi troviamo nel sangue, anche nel plasma, no? Il plasma è la parte teoricamente liquida, il sangue è formato da plasma e da leucociti e dalla parte corpuscolata che sono le cellule. Nella parte non corpuscolata noi possiamo trovare piccole catene di DNA e che possono essere distinte di neoplastiche o non neoplastiche, hanno caratteristiche diverse. E non solo, su questo DNA noi possiamo valutare la presenza di alcune mutazioni, KRAS, NRAS, BRAF, sono mutazioni che sono tipiche per quella neoplasia. Cioè possiamo valutare sia la quantità di DNA neoplastico, sia le caratteristiche di questo DNA. Quindi invece di fare biopsie ripetute o per vedere il CEA, noi possiamo vedere se
il volume, cioè la percentuale la quantità di DNA tumorale resta basso o se la quantità di DNA tumorale cresce. Perché questo ci può dire, come il CEA, ci può dire che quel paziente non sta rispondendo al trattamento che noi gli stiamo facendo e quindi o aumento la dose o cambio terapia. Questa è la biopsia liquida. Invece di fare la biopsia sui nodulini, faccio dei prelievi di sangue, è ancora sperimentale, non è ancora, però ha un suo razionale molto forte e probabilmente prima o poi entrerà nell'uso clinico. Ecco, un'altra cosa, già un T1 presuppone una resezione? Non sempre. Adesso c'è una forte, questo è un argomento che mi trova afferrato, perché ecco, una delle cose di cui mi sono sempre occupato moltissimo in questi ultimi anni, la chirurgia organ sparing cosiddetto, cioè quando possiamo evitare a una persona un intervento chirurgico, perché fare una resezione del retto cambia la vita da così a così, mentre nel colon no, io posso togliere il colon destro, uno sta come prima, meglio di prima, posso togliere il sigma, non succede niente, posso togliere il colon trasverso, non succede niente, se tolgo il retto le cose cambiano da così a così, e più devo andare giù, maggiori sono le differenze, al punto che ci sono pazienti che pur trattate chirurgicamente con un intervento riuscito benissimo, anastomosi perfetta a 2 centimetri dall'ano, hanno dei disturbi intestinali, tipo, perché spesso fanno radioterapia, chemioterapia, spesso hanno problemi di continenza, hanno problemi per scaricare, devono andare 15 volte in bagno, si chiama appunto defecazione frazionata, urgenza, necessità di avere bisogno di un bagno a portata di mano e sensazione di incompleta defecazione, per cui soprattutto per l'incontinenza ci sono persone che a un certo punto si stufano di fare una vita del genere, che tornano e dicono: senta professore, per favore mi metta pure il sacchetto, ma mi tolga questa croce. E allora facciamo la stomia. Non è detto che la stomia a volte non dia una qualità di vita migliore che non una resezione intestinale, un'anastomosi molto bassa vicino all'ano. Ecco. Adesso la fortuna qual è recentemente? È che c'è un 20% di pazienti con cancro del retto che vengono irradiati, che fanno radiochemioterapia preoperatoria, che poi rispondono completamente alla terapia, non resta più tumore. Questi pazienti venivano comunque operati una volta, perché la certezza che uno ha il tumore non te la dà nessuno se non l'esame del pezzo operatorio. Uno toglie tutto e dice: no, non c'è più tumore. Vabbè. Adesso quello che si fa è quello vediamo di capire chi non ha più tumore, perché se io ho idea che uno non ha più tumore, perché devo operarlo, perché devo togliergli il retto, perché devo fargli un sacchetto definitivo. Ecco, allora noi adesso in circa il 20% di pazienti con cancro del retto non gli togliamo il tumore. Siamo in grado di capire con la risonanza, di capire, adesso c'è uno studio nazionale italiano di cui noi siamo investigatori principali, l'ho scritto proprio io, in cui partecipa il Gemelli, partecipano i Pascale di Napoli, in cui noi in quelli che rispondono completamente facciamo solo una macrobiopsia o addirittura non li tocchiamo per niente. E questi hanno una sopravvivenza pari a quelli che vengono operati. Quindi vuol dire che l'asportazione del retto non è necessaria. Questo perché fondamentalmente il paziente che risponde completamente al trattamento è già un paziente selezionato. Se io prendo 100 pazienti con lo stesso stadio, 50 rispondono dopo la radiochemioterapia
sembra che sia sparito il tumore, e 50 invece hanno lo stesso tumore. Pur partendo dallo stesso stadio, hanno una prognosi completamente diversa. Quelli che rispondono hanno una sopravvivenza del 90%, quelli che non rispondono del 40%. Questo perché vuol dire che la sensibilità al trattamento è già di per sé, mi crea due gruppi selezionati completamente diversi. Quindi vuol dire che c'è di mezzo la biologia del tumore, non c'entra il chirurgo. Ecco, un T2 invece sempre ha bisogno di resezione più estesa? Il T2 ha sempre bisogno di resezione più estesa perché la probabilità, l'inghippo della resezione locale è che non toglie i linfonodi. Va bene? Allora uno deve fare più o meno, calcolare le probabilità che possa avere metastasi linfonodale. Il T2 hanno più del 15% di avere metastasi linfonodali. Il gioco non va alla candela. I T1 a basso rischio hanno il 3-4% di avere metastasi linfonodali. La mortalità per operare un intervento è dell'1-1,5%, quasi quasi, insomma, conviene rischiare di avere il 3% di metastasi linfonodali e tenersi il proprio retto. Però bisogna discutere col paziente, dargli tutte le percentuali giuste e poi lui decide assieme a me, non decido mai da solo, decidiamo assieme. Sì, ecco, e il frazionamento, come la intendo io, è dato dalla mancanza di ampolla. Mi sbaglio? Anche come lo intendo io, la intendiamo uguale. Ecco, e i problemi EPO dalla resezione anteriore non prevista? E questi, la resezione anteriore di retto dalla defecazione frazionata. Più basso è la resezione, maggiore la probabilità. Anastomosi a 7 centimetri. In un uomo sicuramente la dà, quasi sicuramente la dà. In una donna no, perché non c'è niente da fare, siamo fatti diversamente. Nel senso che le donne hanno un canale anale di 2 centimetri, quindi 7 centimetri in una donna vuol dire un tumore del retto medio. 7 centimetri in un uomo che ha 4-5 centimetri di canale anale significa retto basso. Quindi vuol dire che nell'uomo gli lascia sì e no 1 centimetro di retto, nella donna gliene lascia almeno 3 o 4. Sì, scusa, ultimissima domanda non oncologica. La salazopirina è ancora usata? È la domanda di Cevese. Per il cancro no. No, ho detto domanda non oncologica. No, viene utilizzata la mesalazina, non la salazopirina da sola. Grazie. Abbiamo altre domande? Allora, con il professor Pucciarelli abbiamo concluso alla grande il ciclo di quest'anno dei colloqui di medicina e chirurgia e quindi ci diamo appuntamento all'anno prossimo con la promessa che saremo sempre ad alto livello culturale e grazie della vostra presenza. Grazie Salvatore. Posso fare un'osservazione? Erano pochi, ma come Vero? diceva il Manzoni, no? Pochi sì. Ma buoni come i versi del Torti, giusto? Sì. Sono resistiti Certo. fino alla fine, Certo, alla certo. fame, alla sete, Sì, alla noia. Ecco, quindi grazie veramente.